ma da poco avete anche utilizzato i cani per la tutela dell'ambiente? Sì, mi è venuta anche questa idea di utilizzare un cane per andare a caccia di plastica, cioè nel senso io quando facevo qualche passeggiata nel bosco o in giro per il paese o vedevo molte volte tu non te ne accorgi perché poi c'è un cespuglio, magari c'è una bottiglia di plastica lì sotto. Noi abbiamo formato un cane, un Labrador, che 3 giorni a settimana esce perché per loro è un gioco, poi si andare alla ricerca della droga, poi si andare alla ricerca di persone perse sotto le macerie o di fare altre ricerche, perché i cani sono bravissimi, va alla ricerca della plastica, ce la segnala, quando sono pochi quantitativi ce li porta, se ci sono quanti quantitativi ce li segnala perché magari si mette a baiare il cane e l'operatore e poi mandiamo gli operatori a pulire. E tutto questo ci sta permettendo di poter avere anche il controllo di tutte le scarpate nel territorio del comune, i torrenti, dove la gente purtroppo ancora c'è molta gente non educata che butta le cose lì sotto. Questo è un fenomeno purtroppo che è in tutto il mondo, non è soltanto un fenomeno siciliano, io anche questa cosa vorrei sfatarlo perché qualcuno dice in Sicilia non è così, io sono uno che gira e quando vado in giro per l'Italia mi fermo molte volte sull'autostrada o in molti paesi nelle periferie e guardo sotto i torrenti, ci sono le stesse cose che troviamo qui, la biancheria, troviamo le borse buttate, le trovo in Toscana, le trovo in Emilia Romagna perché l'inciviltà di qualcuno c'è sempre. Noi abbiamo pensato anche a questa cosa col cane e devo dire che sta andando anche bene, perciò la dimostrazione che se c'è la fantasia e riesce a mettere insieme l'utilizzo degli animali e l'utilizzo delle buone pratiche funziona, cioè gli animali sono a servizio dell'uomo.